Buonasera a tutti, siamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario per l'appello. Sindaco, Stilo Sardina, Olivo Matteo, Guglielmini Pierino, Gusto Francesco, Viterbo Luca,
Bernini Lorenzo, Russo Alessandra, Marchesano Rocco, Portoluzzo Fabrizio, Tono Fabrizio, Noia Giovanni, Danno Antonio, Giro Marco, Paolino Alessandro, Padra Marco, Conquisto Giovanni. Scusate, ho una presentazione di servizio per ottimizzare la qualità della trascrizione e quindi della verbalizzazione conseguente. I microfoni non possono essere accesi in contemporanea, questo lo sapevate già. Quindi dovete comunque curare che il microfono sia spento dopo l'intervento. E poi dal momento dell'attivazione, che come sapete avviene premendo il tasto, devono passare 2 secondi prima che avvenga la registrazione, quindi accendetelo con un attimo di anticipo. Grazie segretario. Ora lascio la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Una prima comunicazione sul PAT di Caole. Con delibera di giunta comunale numero 112 del 18 ottobre 2007, il Comune di Caole ha adottato il documento preliminare per il assetto del territorio. Con delibera di giunta comunale numero 1 del 10 gennaio 2008 è stata coinvolta anche la provincia di Venezia nel processo di partecipazione alla pianificazione concertata, modificando in tal senso l'accordo di pianificazione approvato con la precedente delibera. L'accordo di concertazione è stato sottoscritto in data 1 aprile 2008 tra il Comune di Caole, la Regione Veneto e la provincia di Venezia. Con delibera di giunta comunale numero 201 del 12 giugno 2008 il Comune di Caole ha preso atto degli esiti della fase di concertazione e in data 1 settembre 2010 sono stati sottoscritti dal Comune, dalla provincia e dalla Regione gli elaborati di cui si compone il PAT. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 48 del 15 settembre 2010 il Comune di Caole ha adottato il PAT di rapporto ambientale con le date della VAS e della Vinca. La procedura di pubblicazione e deposito del PAT con le forme previste dalle norme di rito si è svolta dal giorno 15 ottobre 2010 al giorno 14 dicembre 2010. A seguito della pubblicazione sono pervenute 126 osservazioni, di cui 26 fuori termine. Rispetto alle osservazioni pervenute, 56 hanno rilevanza su questioni ambientali, le quali sono state pertanto oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale della VAS. Con delibera 3359 del 30 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP, consegnando le competenze in merito al governo del territorio alla provincia di Venezia, ferma restando la competenza in campo all'organo regionale del parere VAS, della validazione del quadro conoscitivo del parere Vinca. Con delibera di giunta comunale numero 105 del 26 aprile 2012 il Comune di Caole ha preso atto unilateralmente delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni formulate per ogni singola osservazione. In data 3 maggio 2012 il Comune ha trasmesso alla provincia la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute. In data 10 maggio 2013 ho partecipato presso la provincia di Venezia al tavolo tecnico concertato sulle controdeduzioni e osservazioni in regime di processo di formazione del PAT e copianificazione. In data 25 luglio 2013 è stato acquisito il parere numero 75 della Commissione regionale VAS. A seguito del parere il Comune di Caole ha provveduto all'adeguamento degli elaborati e al ragionamento del quadro conoscitivo. All'esito dell'istruttoria finale di coordinamento è stato espresso parere favorevole anche da parte della Giunta provinciale. Ho ritenuto quindi opportuno e necessario perfezionare l'iter per l'approvazione del PAT, convocando con mia nota dell'8 novembre 2013 la conferenza di servizi prevista dall'articolo 15, comma 6 della legge regionale 11 del 2004, in quanto strumento indispensabile e indifferibile per la pianificazione urbanistica della città. Si tratta del frutto di un lavoro articolato e molto impegnativo durato vari anni e che ha coinvolto gli uffici comunali in concerto con quelli provinciali. Il nuovo piano rappresenta uno strumento di valorizzazione della nostra città e di riqualificazione complessiva caratterizzata da importanti scelte strategiche. Si è costruito un quadro conoscitivo rigoroso e rispettoso del territorio, attraverso un'analisi paesaggistica, ambientale e urbanistica di ampio respiro.
individuando nel contempo le aree da riqualificare, quelle da recuperare, quelle da trasformare e le invarianti, ossia le aree nelle quali non sono ammesse modifiche sostanziali o in contrasto con i valori tutelati. Ora possiamo procedere alla fase operativa dando il via alle previsioni di sviluppo attraverso i piani di interventi, previa adozione e approvazione da parte di questo Consiglio Comunale, secondo la procedura prevista dall'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004. Lo scorso 11 novembre, pertanto, assieme alla provincia, ho approvato il patto del Comune di Cavle, oggi in attesa di pubblicazione al volo. Seconda comunicazione sulle dimissioni degli assessori e le dimissioni del capogruppo di maggioranza. Lo scorso 11 novembre sono state protocollate contestualmente e con il medesimo contenuto le dimissioni di 3 assessori della Giunta Comunale, nelle persone dei consiglieri Teso Sabrina, Antelmo Luca e Dorigo Matteo. Trattandosi di atto pubblico, do lettura delle dimissioni. Io, sottoscritto Sabrina Teso, nata A, residente A, con questa mia lettera rimetto improrogabilmente le deleghe ricevute dall'assessore per i lavori pubblici, ecologia, demanio, patrimonio, ambiente e sicurezza, ricevute in data 24 maggio 2012, affinché affidi il medesimo incarico all'altra persona, continuando però ad essere consigliere comunale, desiderando di restare fedele al programma sottoscritto con gli elettori e al voto da essi ricevuto. Continuerò a considerarmi parte di questa maggioranza e comunque libero di giudicare qualsivoglia nuovo progetto che avrà come unico scopo il bene della nostra comunità. Il testo delle dimissioni degli altri 2 assessori è uguale, con riferimento peraltro alle deleghe loro conferite. Il giorno seguente, in data 12 novembre, ha protocolato le dimissioni anche il capogruppo in maggioranza, consigliere Maurizio Antonomo. Trattandosi di atto pubblico, do lettura delle dimissioni. Vi comunico la volontà di rinunciare con decorrenza immediata all'incarico designato con atto consigliare numero 36 del 28 maggio 2012 di capogruppo della lista civica Luciano Strioli, sindaco a Cavle. A seguito della crisi di giunta determinata dalle contestuali dimissioni, ho convocato una riunione di maggioranza per il giorno 13 novembre al fine di conoscere le ragioni delle dimissioni, ma in tale sede al sindaco e alla maggioranza non sono state fornite le motivazioni di tale scelta. Ho quindi provveduto a convocare una nuova riunione di maggioranza per il giorno 19 novembre, nel corso della quale gli assessori dimissionari hanno riferito le ragioni della loro scelta, motivate in sintesi dall'essere venuto meno il rapporto fiduciario nei confronti del sindaco e del sindaco nei loro confronti. Va anzitutto chiarito che il sindaco in nessuna sede istituzionale, neppure per le vie brevi, e men meno nei rapporti con gli organi di informazione, ha mai comunicato il venimento del rapporto fiduciario da parte di se stesso nei confronti di qualsivoglia componente della giunta comunale. Va da sé che le dimissioni degli assessori si fondano pertanto alla luce dei fatti esclusivamente sulla loro dichiarazione di sfiducia nei confronti del sindaco e non viceversa. In data 18 novembre 2013 le forze di opposizione consiliare, nelle persone dei 3 capigruppo di minoranza, hanno diffuso un comunicato stampa di cui chiedo se posso dare lettura all'opposizione. I gruppi di opposizione prendono atto congiuntamente delle dimissioni formalizzate da 3 assessori che tuttavia hanno dichiarato di rimanere consiglieri di maggioranza, sostenendo il sindaco Luciano Strioli, omettendo ogni reale motivazione posta a fondamento di tale gesto. Le stridenti e contraddittorie dichiarazioni dell'ex assessore Dorigo Matteo, che sostiene essere venuta meno la fiducia nei confronti del sindaco, e le ulteriori dimissioni del capogruppo Tonon consegnano però ai cittadini e ai componenti dell'opposizione un quadro tutt'altro chiaro e definito delle reali motivazioni sottese alla crisi di maggioranza, che ormai è incapace di attuare il programma elettorale. Il capigruppo Zanon con Borin, quindi rappresentando circa il 60% dei voti espressi, rivendicano l'esigenza di assicurare ai cittadini di Cavle la massima trasparenza sulla vicenda in questione e nell'esclusivo interesse della comunità locale si rendono disponibili a discutere
con tutte le persone di buona volontà e con senso di responsabilità, ogni utile e necessario percorso per il fine di causa che consenta di offrire concrete risposte ai problemi reali della cittadinanza. Diversamente, tergiversare oltre in questa insostenibile situazione locale richiederebbe solo un gesto di assoluto rispetto per gli elettori con le dimissioni del sindaco e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tanto premesso, a seguito del chiarimento sulle ragioni che hanno determinato la crisi di giunta, in data 20 novembre 2013, in forza del mandato ad amministrare ricevuto dai cittadini, ho iniziato le necessarie consultazioni che sono tuttora in corso e non ancora ultimate, e che ho inteso di estendere anche alla minoranza alla luce del suddetto comunicato stampa. Nel fare chiarezza oggi avanti i cittadini e in questo Consiglio Comunale, e per quanto possibile e a conoscenza di questo sindaco, ho già preso atto delle dimissioni degli assessori e nel contempo ho rilevato che nelle more dell'auspicabile soluzione della crisi finalizzata alla ricomposizione della giunta comunale non è possibile paralizzare l'attività amministrativa. Fino a mia diversa decisione ho ritenuto opportuno provvedere alla legittimazione della composizione della giunta in un numero di 2 membri, in armonia con la previsione statutaria che prevede un numero massimo ma non un numero minimo di assessori, confermando pertanto la nomina degli assessori non dimissionari nelle persone del signor Minoia Giovanni Ottaviano con l'attribuzione delle deleghe già attribuite in precedenza, del signor Russo Francesco Giuseppe con l'attribuzione delle deleghe già attribuite in precedenza. Le deleghe precedentemente attribuite agli assessori dimissionari vengono attribuite all'interim alla persona del sindaco. Confido di ultimare le consultazioni per tardi per la prossima settimana al fine di ripresentarmi al Consiglio Comunale per quanto di competenza. Grazie Sindaco. Volevo chiedere se era possibile fare una dichiarazione Una comunicazione. delle ragioni pubblicamente per pubbliche ragioni con dimissioni, quindi è una contestualizzazione diversa rispetto al comunicato stampa. La comunicazione sarà consigliere Sì, no, io volevo parlare adesso. Se vuole essere un attimo tanto. Grazie. Consigliere Antonio Prego. In questi ultimi giorni siamo stati circondati da persone stupite, a cui giustamente abbiamo voluto spiegare le ragioni che ci hanno condotto alle nostre dimissioni. Il comunicato, però, quello che è apparso sui giornali, non era e non poteva essere esaustivo del nostro pensiero. Chiesto cortesemente al Presidente di darci la parola perché la nostra intenzione era quella di integrare un po', con ragioni più dettagliate, quello che era il pensiero che ci ha ultimamente condiviso, che abbiamo ultimamente condiviso, e quindi chiarire con più certezza la posizione. E quindi se mi date l'opportunità vi rileggo velocemente il comunicato stampa, innanzitutto, permettendo che i 3 assessori dimissionari, Antelmo, Rodrigo e Teso, da tempo desideravano spiegare alla cittadinanza le ragioni delle dimissioni, ma che, per ragioni di correttezza istituzionale, ne avrebbero dovuto parlare innanzitutto nelle sedi appropriate. Detto ciò, la sera del 19 novembre abbiamo avuto la possibilità di chiarire la nostra posizione, dando le ragioni delle dimissioni,
che unanimemente traggono origine da una reciproca e sostanziale assenza di rapporto fiduciario con il sindaco. Per quanto ci riguarda non c'è mai stata una questione personale, ma c'è solo una questione politica. L'assenza di dialogo, la mancata condivisione delle strategie, il trovarsi spesso di fronte a fatti compiuti senza essere informati a dovere, hanno reso impraticabile, per non dire superfluo, ogni nostra collaborazione. Nonostante tutto, però, non volendo essere l'ostacolo all'amministrazione medesima, che tante cose costruite, ma molte potrebbe ancora farne, abbiamo fatto un passo indietro, pensando di lasciare spazio a chi, della stessa maggioranza, immaginiamo possa far meglio. Da qui nasceva responsabilmente e coerentemente, assieme ai consiglieri Guglielmini, Pellegrini e Tonon, l'idea di intraprendere politicamente la via più difficile, rimanendo cioè in maggioranza a sostegno del programma già sottoposto al vaglio dei cittadini, che nel maggio dello scorso anno ci diedero la fiducia. La sera successiva all'incontro, la stessa sera però, in cui abbiamo incontrato la maggioranza, arrivò lapidaria, per non dire inaspettata, la dichiarazione del sindaco che, senza nessun commento alle nostre dichiarazioni, ha detto che da oggi avrebbe cominciato le consultazioni, aprendo anche alla minoranza, facendo quindi intravedere un impasto non di governo, ma diremo un impasto di consiglio comunale e quindi con tutta probabilità un impasto di programmi. Ogni commento pare quindi superfluo, ma troviamo ovvio dire che qualsiasi persona minimamente capace di intendere di volere potrebbe domandarsi come sarà possibile che l'attuale posizione in alcuni tratti di questa strada è stata lontana di luce dall'attuale maggioranza, possa sostenere un governo che fino a ieri ha denigrato delle sue scelte, offeso dei suoi rappresentanti, e il sindaco è stato uno di questi offesi e mortificato dalla sua velocità. Questo era il comunicato stampa. Ad oggi vogliamo dare una spiegazione ulteriore, ma cosa significa dire reciproca e sostanziale assenza di rapporto fiduciario con il sindaco? Cosa significa assenza di dialogo, mancata condivisione della strategia e trovarsi di fronte spesso a fatti compiuti senza essere informati a dovere? Beh, assenza di dialogo o mancata condivisione di strategie per noi significa molte cose, ma forse qualche esempio concreto. E ora vi farlo, così lasciamo a voi, a tutto il Consiglio Comunale, la possibilità di giudicare la nostra posizione. Partirei da un metodo di lavoro conosciuto a molti concittadini, ma conosciuto anche a noi assessori che fino a qualche tempo fa. Sappiate che il sindaco della nostra saputa ci registrava di nascosto sia le giunte sia le maggioranze. E questo lo ha confessato lui, prima ex capogruppo Tonon, e poi lo ha ribadito in una giunta allargata alla presenza del Presidente del Consiglio e del capogruppo. Nessuno lo negava. È chiaro che questi atti, seppur legittimi, non sono certo il miglior esempio dell'esistenza di fiducia. Fin dall'origine, l'esistenza di fiducia del sindaco nei confronti degli assessori e dello stesso delegati, ma diremo di più, anche nei confronti degli stessi componenti della maggioranza e tutta la maggioranza. Senza il dialogo o mancata condivisione della strategia, l'abbiamo vissuta diverse volte, su temi più disparati inerenti allo sport, anche alla cultura, sulla questione di bilancio, sul turismo, o altri temi più specifici oggi sono a bocca di tutti, come per esempio il piano d'assetto del territorio, che ha dato vita ad un volantino sottoscritto dai comunisti italiani in sezione di Caorle, che oltre a contenere informazioni errate e gravemente denigratorie e calunniose, quindi ha girato tutta la città. Su questi ed altri temi il dialogo si faceva sempre più controverso, spigoloso e ultimamente del tutto inesistente.
Prova nel fatto che ad oggi, nonostante i trasgressori si siano dimessi, il sindaco non li ha mai chiamati. Temi come quello delle colonie e della possibilità di dare alle stesse un cambio di destinazione d'uso, ci ha visti contrari, tanto da portare all'interno della stessa maggioranza una forte discussione riguardo. A proposito, infatti, si fa ancora fatica a digerire che come sia stato possibile poter, uso un termine pittoresco, calare le braghe di fronte alla volontà della provincia di Venezia. Mi si permetta un velocissimo passo indietro nel tempo. La precedente amministrazione, la condivisione con la regione prima, con la provincia poi, faceva intuire che il PAT stava correndo speditamente verso la sua chiusura. Il senatore e il vicepresidente della provincia firmò atti che indicavano una condivisione di vedute, di strategie di sviluppo, e firmò atti che facevano ben pensare che la così chiamata concertazione fosse stata del tutto attuata. Ma ritornando oggi, nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato. La provincia ha voluto imporre al sindaco e a questa maggioranza qualche variazione, ma nello specifico due variazioni al PAT, variazioni che hanno lasciato perplessi tutti, o forse no, perché indicavano nello specifico due punti all'interno del territorio capollese: le colonie e il campetto di bus. Certo, si è parlato anche di abbassare i metri cubi, si è parlato anche di fare delle altre cose, ma erano tutti temi generali. Nello specifico si è trattato solo queste due volte. Faccio sapere a tutti, e ricordo ai miei colleghi di amministrazione, che sebbene in riunione di maggioranza si fosse palesata inizialmente, e dico inizialmente non a caso, una maggioranza contro la posizione della provincia, il sindaco ritornava da un incontro del tecnico di concertazione del 10 maggio con un documento sottoscritto in cui dichiarava di non condividere, ma di adeguarsi. Il che significa che il sindaco era assolutamente d'accordo con noi, ma si piegò alla volontà altrui, cioè firma ma non è d'accordo. Rileggo nello specifico il tratto del verbale, all'ultima pagina cita in merito alle osservazioni 70, 76 e 60, il sindaco di Camera dichiara, pur adeguandosi alla volontà della provincia di Venezia al fine di giungere con sufficienza all'approvazione dello strumento urbanistico, di non condividere la situazione proposta con la controdeduzione riportata nel documento in oggetto. Il sindaco dichiara la sua contrarietà anche dall'affermazione del principio di consentire una qualsiasi percentuale di svincolo al rilievo, ritenendo la destinazione del recitivo vitale per l'economia turistica della città. E fin qui. Ora capite, prima di tutto, il sindaco aveva avuto l'incarico di portare il volere della maggioranza all'interno del tavolo tecnico. Non solo, il sindaco doveva, il volere della stessa maggioranza, essere accompagnato dal capogruppo affinché potesse appoggiare, sostenere, testimoniare la posizione della maggioranza che non gradiva questo cambiamento di linea della provincia, ricattando di fatto l'amministrazione comunale, per cui sostanzialmente o fate come la provincia desidera o il fatto non passa. Invece, senza avvisarci, ben inteso, non era obbligato a farlo né a prerogativa, ma visto il tema, visto le tensioni, visto la delicatezza dell'argomento trattato, sarebbe stato giusto farlo. Ci andò, solo, e nemmeno ci avvisò dell'esito, che scoprimmo subito dopo dai quotidiani. E qui, il sindaco del quotidiano, scoperto il giorno dopo, dice è un risultato importante per l'amministrazione comunale, anche se avremmo voluto che le previsioni dello strumento urbanistico rimanessero inalterate, eccetera, eccetera. Confido ora che la chiusura dell'iter procedimentale sia veloce, eccetera, eccetera.
Credo che questo sia il vero momento in cui nasce un virus che comincia ad attaccare tutta la natura amministrativa. Procedendo a grandi passi verso la conclusione, la firma che io definirei personale, appunto, del tavolo di concertazione, ha portato ad una mozione di 6 consiglieri di maggioranza che volevano inizialmente portare in consiglio, ma decidemmo poi responsabilmente di portarla in maggioranza per non creare ulteriori tensioni. Però nemmeno allora si chiarì né si raggiunse nessun traguardo politico. Ognuno rimaneva nella propria posizione. Allora, perché tutta questa stretta? Perché anziché denunciare la provincia di aver bloccato il PAT, si è corso per l'approvazione? Perché rischiare di fare un errore madornale? La mozione, non la leggo tutta, diceva sostanzialmente questo. Rilevato che nella riunione sottocitata del 10 maggio la provincia avrebbe prospettato la possibilità di rivedere le previsioni del PAT pertinente alle strutture ricettive del lato 5 di Brussa, rinviandole al dimensionamento dello specifico accordo di pianificazione successivo. Rilevato inoltre che nella stessa riunione del 10 maggio la provincia avrebbe rappresentato l'intenzione di non voler vincolare ad uso verghiero l'ambito di pertinenza delle colonne marine, costa deponente e costa rilevante, preoccupati. Inoltre che a tale decisione possono susseguirsi un numero illimitato di domande di svincolo da parte di albergatori che soffrono ultimamente la crisi. Tenuto conto altresì che un qualsiasi svincolo della destinazione alberghiera nell'ambito colonie dovrebbe considerarsi pregiudizievole per cause, ritenendo che la destinazione ricettiva sia vitale per l'economia turistica del territorio, nonché evidenziandosi l'assoluta necessità di concedere al lato 5 un minimo di previsione di sviluppo sostenibile, tanto premesso, chiediamo al sindaco di impegnarsi a continuare a portare in tutte le sedi istituzionali dovute la posizione espressa più volte dal Consiglio Comunale, a rivedere con forza agli enti proposti che la strategia di sviluppo del nostro territorio va certamente concertata, ma non imposta da nessun altro soggetto. Si invita il sindaco altresì a riaprire il dialogo con la provincia al fine di addivenire soluzioni realmente condivise, a portare quindi in conferenza dei sindaci dei servizi, senza duratamenti non prima condivisi, la posizione espressa dall'intera amministrazione comunale, primato Antelmo, Torino, Teso, Budismi, Peregrino. Questo era l'ennesimo nostro tentativo, sperato forse, di recuperare il rapporto, di recuperare il passo, di stirpare una volta per tutte questo virus che stava divorando tutti e tutto, aveva, direi, sostanzialmente ormai minato la fiducia. Tra il sindaco che non ha voluto sapere è andato dritto per la sua strada, convocando la conferenza dei servizi e rendendo scopo non solo la maggioranza, ma anche la giunta a questa convocazione. La conferenza era l'ultimo atto di definire una volta per tutte il patto. Guardate bene, eravamo tutti d'accordo. Di maggioranza infatti si era deciso per l'ennesima volta che dovevamo essere informati sulla convocazione della conferenza. E anche questa volta tu non doveva essere presente. Invece il sindaco ha fatto molto suo, non curandosi per la nostra volontà e di chi lo rappresentiamo. Quando abbiamo saputo dell'ultimo atto compiuto dal sindaco in assoluta autonomia, a cui ci siamo trovati di fronte impotenti, facendogli capire inoltre compiuto dall'assoluta autonomia, che cosa avremmo dovuto fare per assegnare le dimissioni. Vuole fare da solo, ma buona faccia, si accomodi
Allora, facendo capire inoltre che se il problema eravamo noi, Luca, Sadolino e Matteo, ci sono per fortuna altri vari aiuti a cui poter guardare, ovviamente per ricercare la maggioranza medesima, da cui poter dare la nostra fiducia. Questo è quanto vi dovevamo per prontezza e per chiarezza. La ringrazio. Qualcuno vuole intervenire dall'opposizione? Se nessuno interviene faccio chiudere la parola alla sindaca. Prego. Grazie Presidente. Allora, vede consigliere Anselmo, il Presidente ha fatto una cortesia istituzionale nel dare la parola, per lei qui al banco ha riferito che davano le comunicazioni di quelli che erano le missioni, no? Evidentemente perché il concetto di venire meno la fiducia del sindaco è un concetto cosiddetto in bianco che non ha avvenuto, quindi lei ha voluto citare quelli che secondo lei, evidentemente anche secondo i 6 che hanno sottoscritto quel comunicato stampa, sono i motivi che hanno portato alle dimissioni. Però io ho sentito da lei tante bugie. Una sola forse è vera, una registrazione che io feci, e adesso spiego anche le motivazioni, in una riunione di maggioranza, ma andiamo per ordine. Allora, sulla reciproca cessazione del rapporto di fiducia abbiamo già risposto in sede dell'intervento di comunicazione. Voi avete dichiarato che non avete più la fiducia nei confronti del sindaco, non arrogatevi anche il diritto di dire che il sindaco non ha più fiducia nei vostri confronti, perché certamente fino alla mia comunicazione questo io non l'ho mai detto, per cui è una considerazione che lascia il tempo che trova. Sul discorso della consultazione della minoranza, l'ho più volte detto, l'ho esternato ai giornali, l'ho detto con sede del Consiglio Comunale, ma voi credete che un sindaco che viene sfiduciato da mezza giunta e da mezza maggioranza non debba sentire il capogruppo di opposizione nel momento in cui questi fanno un comunicato stampa congiunto dicendo che vogliono parlare con le persone per bene del paese? Ma è un dovere? Io sono sindaco di tutti, mica solo di voi, e mica solo di quelli che mi hanno eletto. Sulla registrazione di una riunione di maggioranza, io ricordo la maggioranza da aver citato il 10 maggio del 2013, ricordo perfettamente il 9 maggio del 2013, perché il 10 maggio sono andato in provincia a sottoscrivere il tavolo tecnico concertato alle controesecuzioni codificate sulle osservazioni del patto di Carlo. Quella maggioranza il 9 maggio, lei non c'era, non so dove erano, evidentemente aveva qualcosa di meglio da fare, però quella è stata la maggioranza più importante del mio mandato, perché quella maggioranza, e mi spiace che poi lei spende il nome del capogruppo, ex capogruppo Tonon, per dire delle cose, perché vorrei sentire dire lui. Quella maggioranza che lei non c'era, noi, e sono testimoni tutti gli altri di maggioranza, abbiamo detto la provincia chiede il cambiamento di 2 norme relative al benessere del territorio, una che riguarda la atto numero 5, russa, la rilevazione della struttura ricettiva all'aperto, e poi spiego anche che termini la provincia ha chiesto una modifica, e uno relativo alla possibilità di svincolo delle ex colonie marine sia di Levante che di Ponente della nostra città. Perché quella maggioranza viene registrata? Perché era il salvacondotto politico del sindaco quello lì. In quella sede, dopo una discussione che è durata oltre un anno in maggioranza e che non portava a nessuna risoluzione, perché parte della maggioranza era disponibile anche ad accogliere le modifiche della provincia, pur di portare a casa l'approvazione del PAT, voi 6 avete sempre ostacolato questo progetto, arrivando a dire che la partita era solo quella che l'assessore provinciale all'urbanistica, e non posso usare certe terminologie perché probabilmente i carabinieri arresterebbero qualcuno, ma il messaggio che continuava a passare è che era una questione tra voi e la provincia dettata evidentemente da motivazioni a carattere politico che sfuggono e si sottraggono a quelli che sono gli interessi dei cittadini di Caorle, della nostra comunità e della nostra città.
Forte di questo, ottenni con la sede di maggioranza, in sua assenza, l'ok della maggioranza a dare a chiudere il tavolo concertato. Ecco il perché della registrazione, perché nessuno me lo mise per iscritto nonostante la mia richiesta. Io non avevo il salvo contenuto politico di quello che stavo facendo e quindi ho provveduto alla registrazione. Ricordo peraltro, perché lei ha più volte fatto il passaggio di dire che il sindaco cosa è un despota, cos'è un protestante, cos'è il sindaco, una persona che decide di sedute tutti gli altri. Beh, guardi, consigliere Fermo, io credo di aver fatto 1 anno e mezzo di mandato da sindaco confrontandomi solo ed esclusivamente sui contenuti delle cose che facevo. Se parliamo proprio del PAT, vorrei dire abbiamo fatto credo 1 anno e mezzo, una ventina di maggioranze, di 20-15 ero dedicate al PAT, poi molte voi siete rimasti anche assenti, ma insomma si discutevano di cose veramente importanti per il nostro paese. Ecco, una cosa ho notato, ma non è un fatto personale, non chiede la parola per fatto personale, perché un dato di fatto lei mi ha accusato di fare atti amministrativi di nascosto. Beh, io le dico che ricordo benissimo le mozioni che lei presentò, perché lei ha citato una seconda mozione, una mozione di fiducia costruttiva al sindaco, se possiamo definirla così, dicendo che il sindaco deve riattivare il processo di pianificazione con la provincia, discutendo anche in ordine a quelle 2 cose che la provincia vuole modificare. Ma la prima mozione che lei fece fu una mozione di sfiducia al sindaco, poi non ebbe, non so se il coraggio, comunque molto probabilmente una scelta motivata anche di opportunità, non ebbe il coraggio di portarla avanti. Ma in quella mozione di sfiducia, che lei non ha letto, l'ho letto solo la seconda, c'erano dei passaggi veramente importanti e tutti sbagliati, perché quando io leggo nelle premesse che non si fa il campeggio in Brussa, perché pare che le uniche 2 cose importanti siano quelle lì, no, la Brussa e il svincolo dei coloni. No, non è così. Infatti riguarda tante altre, sono 17, riguardano tutto il territorio del comune di Caule e ci sono imprenditori cittadini che lo stanno aspettando da 7 anni. Non è che per 2 cose fermiamo l'iter di formazione e di approvazione del piano. Ecco, in quella mozione lei scrisse, perché quindi il capogruppo, l'ex capogruppo Tonomi disse che l'aveva scritta lei, scrisse che il campeggio in Brussa non si fa, no? Ma io le chiesi, ma se considera Antelmo, assessore Antelmo allora, ma lei ha letto la norma del PAT relativa al tavolo concertato, cosa dice? E lei mi rispose no, ma io le risposi anche male. Ma come si permette di fare una mozione di sfiducia al sindaco sul contenuto del PAT e lei il PAT nemmeno l'ha detto? Ma si vergogna e le dissi no, ce lo ricorda? Non se lo ricordo, ma penso che tutti qua dentro ce lo ricordiamo per l'opposizione. Allora credo che il suo livello di preparazione sia talmente basso che lei non dovrebbe avere nemmeno il coraggio di presentare una mozione di sfiducia al sindaco argomentata su contenuti relativi al patto o qualche altro atto amministrativo. Poi, la circostanza che io non vi ho chiamato dopo che avete rassegnato le dimissioni, io ho convocato una maggioranza 2 giorni dopo le vostre dimissioni per chiedere i motivi di dimissioni di Angolo, no? Perché non c'era nemmeno la parola sfiducia al sindaco. Diamo le dimissioni. Allora, convocai una riunione di maggioranza, dopo 3 minuti di silenzio, io ho chiuso la portellina e me ne sono andato, perché evidentemente non avevo nulla da dire quantomeno a livello istituzionale il sindaco e la maggioranza, in quanto poi di fatto avete dichiarato alla stampa qualcosa. Non vi ho sentito durante le consultazioni, qui mi spiace anche Fabrizio, mi spiace veramente, perché sabato mattina nell'ambito delle consultazioni io ho incontrato l'ex capogruppo, perché in veste di ex capogruppo ritenevo che dopo il Presidente del Consiglio fosse comunque, e dopo i 2 assessori che non dimissionari, fosse comunque la carica correttamente da sentire a livello istituzionale prima di sentire tutti gli altri. Anche qua le potrà smentire, tanto non mi interessa, ma lei e io le chiesi se c'era una soluzione alla crisi che da lei poteva provenire come proposta e lei mi disse no, proprio il Consiglio Comunale gliela faccio il sindaco a partire da martedì. E io le dissi ma non ritieni opportuno che io possa sentire gli assessori dimissionari in questo frangente tra sabato e domenica? No, ci sentiamo martedì. Oggi mi sento dire che io non ho voluto sentire gli assessori dimissionari. Beh, allora, se non vogliamo la coerenza politica, almeno la dignità, ma lei non se lo ricorda, immagino, come te non lo ricorda nemmeno questo passaggio. Allora, veniamo nel concreto però, perché mi pare che stiamo parlando
che le dimissioni sono motivate da 2 passaggi sul piano di assetto del territorio. Allora entriamo nel merito della questione. Mi pare di capire anche dalle dichiarazioni rese al giornale del consigliere Teso che io sono favorevole allo svincolo in senso residenziale delle ex colonie marine in fronte mare. Io ho approvato un patto che dice esattamente il contrario. Sia chiaro? Andatevelo a leggere se non avete letto. Sul campeggio in Bruxelles si dice che il sindaco è contrario alla realizzazione del campeggio in Bruxelles. Io ho passato 1 anno e mezzo a portare avanti questa possibilità, in parte ridimensionata dalla provincia, perché rispetto alla previsione iniziale che prevedeva un dimensionamento per scheda di 25 ettari per la realizzazione del campeggio, questo è un patto adottato prima del mio arrivo, la provincia ha chiesto di togliere il dimensionamento pur lasciando la previsione di campeggio, demandando il dimensionamento del campeggio a un accordo a 3 di copianificazione tra il Comune, la provincia di Venezia e il privato eventualmente proprietario del sedime che fosse interessato ad attuare quel piano urbanistico attuativo con degli interventi. Questo ho fatto io. Io non ho tagliato assolutamente niente e adesso parlo anche del rapporto che c'è con la provincia, perché ho sentito parole forti pronunciate qui. Allora, evidentemente a lei, consigliere Temo, sfugge anche un altro passaggio, ma non è una scelta che abbiamo fatto noi, che ha fatto questa amministrazione, è una scelta che arriva dalla precedente amministrazione. L'ho detto prima delle premesse, si poteva scegliere una strada, un iter amministrativo che portasse all'approvazione del patto da parte del Consiglio Comunale, da parte del Comune di Caule, per poi demandare in tutta la provincia, che nel frattempo ha ereditato le competenze in materia urbanistica di governo del territorio rispetto a quelle previsioni che hanno della regione. Si poteva fare questa scelta, il comune se lo faceva in casa, dopodiché la provincia avrebbe cassato, togliendo metri cubi, togliendo previsioni urbanistiche, cambiando qua mi va bene, qua non mi va bene. È stata scelta la strada, secondo me, più corretta di copianificazione, ma copianificazione ha un preciso contenuto. Copianificazione non esiste che uno dei 2 dica di no a una cosa. Copianificazione significa che tutte e 2 le parti, quindi la provincia e il comune, devono essere d'accordo su tutto, su tutte le previsioni. Questo è un passaggio fondamentale, perché se non si capisce questo non si può anche capire del perché poi in un'altra occasione, e vedo di recuperarmi la data, credo fosse un ottobre, adesso non ricordo la data corretta, fu un'altra maggioranza nella quale io dissi che ero pronto a provvedere all'approvazione del patto. Ero pronto nel senso che dovevo acquisire il parere della VAS, poi ci dovevano essere gli adeguamenti del quadro conoscitivo, gli adeguamenti quindi elaborati, secondo il parere della VAS e di innumerevoli altri pareri che abbiamo raccolto nel frattempo secondo l'iter procedurale previsto dalla legge 11 del 2004. Io dissi ero pronto a chiudere il patto. Noi arrivano una seconda mozione, poi no? La seconda mozione di natura propositiva, che era quello che lei aveva letto. Ci chiarimmo quella sera, non ricordo se lei c'era quella sera, ci chiarimmo su un altro profilo, quello di capire che fare il muro contro il muro ancora una volta per 1 anno e mezzo, dopo 7 anni che si aspettava il piano di